Sono Maria Beatrice Floris e vengo da Tonara. La mia azienda si chiama Dabea Pasticceria per Tutti e produco dolci sia con glutine che senza glutine e anche senza lattosio, insomma vari allergeni. Da quando sono nata si può dire, mi è sempre piaciuto cucinare e fare dolci. Dopo il diploma ho fatto un'accademia di pasticceria fuori dalla Sardegna. Poi ho fatto un tirocinio in Sardegna, vari corsi, sempre corsi di aggiornamento un po' dappertutto, in tutta Italia, e poi ho deciso di iscrivermi all'università in tecnologie alimentari. Nel frattempo mi sono sposata, ho avuto dei bambini, poi tramite questo bando del GAL finalmente mi sono decisa ad aprire la pasticceria perché l'obiettivo era quello. In questa zona ci sono tantissimi celiaci e io sono l'unica pasticceria di zona autorizzata a poter fare appunto dolci senza glutine perché ho deciso di fare 2 laboratori separati. Il mondo del cioccolato è quello che più mi appassiona, anche perché diciamo in Sardegna non c'è una grande cultura del cioccolato. Si può utilizzare e trasformare in qualsiasi cosa, associare a qualsiasi gusto, quindi a me piace anche associarlo a gusti della tradizione. Come per esempio tanti anni fa avevo fatto un cioccolatino al miele di castagno che fanno qui a Tonara, come anche all'olio extravergine d'oliva o al vino mandorlisai. Quando infatti ci sono le sagre anche mi diletto a fare i dolci con i gusti del paese, insomma, dove anche capita di andare a volte o di conoscere. E il GAL è stato, diciamo, completamente importante, mi ha dato quella spinta, meno male. Ho potuto fare tutti i lavori per costruire il laboratorio e anche comprarmi parte dei macchinari. Non sembra che ci sia mai questo momento giusto, però appunto perciò bisogna anche un pochino prendere coraggio e lanciarsi, perché altrimenti, ripeto, visto il periodo in cui siamo adesso, nessuno farebbe mai niente, però appunto io poi in particolare ho deciso di investire, vivere qua con la mia famiglia, avere figli qui che vanno a scuola qua, quindi bisognerebbe fare tutti così secondo me. Poi oggi col mondo di internet, comunque dei social, anche secondo me una piccola pasticceria di un paesino può arrivare anche lontano. Io sto puntando proprio sul fare cose diverse, fare anche magari cose della tradizione, però innovandole.